derby Serie B, 11ª giornata, Cittadella Venezia. Massimo Zennaro. Sì, con la vittoria contro l'Empoli nello scorso turno, la squadra di Inzaghi dopo 16 anni è tornata in testa al campionato cadetto, 17 punti, miglior difesa, nessuna sconfitta esterna, numeri importanti per una neopromossa che inizia a credere nell'impresa. Dall'altra parte il Cittadella, che dopo un avvio convincente è calato in modo abbastanza netto, 3 sconfitte su 4 partite. Venturato ritrova Iori e conferma il 4-3-1-2 con Alfonso in porta, difesa con Salvi, Varniera, Adorni e Benedetti, a centrocampo Bartolomei, Iori e Settembrini, Schenetti dietro alle 2 punte, Litteri e Strizzolo. Inzaghi schiera il 3-5-2, Audero è il portiere, in difesa ci sono Bruscagin, Modolo e Domizzi, Zampano, Falzerano, Signori, Stulaz e Del Grosso a centrocampo, Geico e Moreo in attacco, arbitra il signor Sacchi di Macerata. È una serata limpida e anche abbastanza tiepida, 15 gradi, almeno 3.000 spettatori con 750 arrivati dalla vicina Venezia. Mezz'ora di gioco, 2 azioni pericolose del Cittadella, angolo prima di Benedetti, palla a girare direttamente verso la porta di Audero che con un gran balzo è riuscito ad allontanare, poi un tiro dai 25 metri di Iori, un rasoterra che ha picchiato il terreno di gioco all'altezza della linea dell'area piccola. È stato molto bravo Audero che con la mano in estensione sulla sua destra è riuscito a mettere in angolo. 29 minuti e mezzo, Cittadella 0, Venezia 0, Empoli. Grandissimo gol di Paulinho, a te la linea. E anche il Cittadella in vantaggio, anche il Cittadella in vantaggio, il gol al 35esimo di Strizzolo, a te. E a Cittadella siamo al 36esimo minuto, un minuto fa il vantaggio della squadra di casa, una bella azione tutta in velocità con Bartolomei che ha messo sul fondo per Schenetti, in mezzo il pallone alto, il colpo di testa di Strizzolo che è andato davvero molto in alto, ha superato Bruscagin con la fronte, colpo di testa di Strizzolo che è andato altissimo, ha superato Bruscagin e poi ha piegato le mani al portiere Audero, palla in rete. Quindi 36 minuti e mezzo, Cittadella 1, Venezia 0, Empoli. Una funambolica rincorsa sulla Scusa Repice, il pareggio del Venezia su punizione al 42esimo, Stulaz, a te. 43esimo ha pareggiato il Venezia, Cittadella 1, Venezia 1, una punizione di Stulaz, palla in rete non esente da colpe, il portiere Alfonso, che è vero che il pallone gli ha rimbalzato a 2 metri dalla linea di porta, però sicuramente poteva far di più, anche perché il tiro non era fortissimo, è scagliato da circa 25 metri, davvero sorpreso il portiere della Cittadella. Ci aveva provato pochi istanti prima anche Bruscagin da fuori area, palla però alta 1 metro sulla traversa. 43 minuti 10 secondi, Cittadella 1, Venezia 1, Empoli. Il gol, scusami, Cittadella di nuovo in vantaggio al 20esimo della ripresa con Litteri, Cittadella 2, Venezia 1, a te. Vai pure Cittadella. Sì, un'azione d'angolo di Benedetti da destra, il pallone è rimasto nell'area piccola, un paio di tiri prima dell'arrivo di Litteri che ha trovato il buco giusto e l'ha messo in rete. Era stato bravo Audero in un paio di occasioni, proprio le conclusioni ravvicinate degli attaccanti del Cittadella. Si era opposto un paio di volte con il corpo finché il pallone è arrivato a Litteri che l'ha alzato quel tanto che è bastato per superare il portiere, ma sarà stato almeno solo a 1 metro dalla linea di porta. Azione abbastanza lunga dentro l'area piccola con la difesa della Venezia che non è riuscita a liberare. Quindi al 21esimo il Cittadella è tornato in vantaggio, Cittadella 2, Venezia 1, linea Empoli. E la linea che può tornare a Cittadella. E qui siamo al 33esimo, Cittadella ancora in vantaggio sul Venezia per 2-1, molto pericolosa però la squadra di Pippo Inzaghi, tutta in avanti alla ricerca del gol del pareggio al 28esimo minuto, doppio pericolo in pochi secondi per la difesa del Cittadella. Prima il tiro di Marsura respinto con i piedi d'Alfonso, poi la conclusione di Moreo sul fondo, sprecata questa conclusione perché Moreo ha tirato da meno di 2 metri, Cittadella che però da parte sua ha sprecato almeno un paio di contropiedi in superiorità numerica. Un cambio dentro Pasa per Settembrini, ancora il Cittadella, pericoloso il tiro, l'altra traversa, colpito una traversa Bartolomei, e quindi Cittadella vicino al terzo gol. 34esimo, Cittadella 2, Venezia 1, Empoli. A Cittadella sono già scaduti 4 minuti di recupero, l'ultima occasione per il Venezia, il pallone toccato di testa, c'era anche Audero in attacco, il pallone finisce sul fondo, ci sarà ancora una rimessa, più di un minuto in più dei 4 vai fino al termine, vai fino al termine. Il pallone ce l'ha il portiere del Cittadella che si prende ancora un po' di tempo, arriva il triplice fischio, il derby lo vince il Cittadella che batte il Venezia per 2-1.